14 militanti espulsi e 22 sospesi per un periodo dai 3 ai 10 mesi. È il verdetto del Comitato di Disciplina e di Garanzia della Lega, riunito a Milano, che ha visto sul banco degli accusati 32 veneti. 10 di loro hanno ricevuto il trattamento peggiore, ovvero l'espulsione dal partito, per aver contestato il segretario Maroni a Pontida. Tra loro l'ex deputata Paolo Goisis, il consigliere regionale veneziano Giovanni Furlanetto, il segretario di Rovigo Massimo Bergamin, l'amministratore di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato. Significa che riconoscono il mio peso politico, perché sanno che siamo quelli che hanno il seguito che non si ottiene in un anno, 2 o 3 di militanza, bensì in 20 anni di appartenenza alla Lega, 18 anni per quanto riguarda me di militanza. Ora, per chi ha 20 anni di militanza o è consigliere regionale o provinciale, si apre la possibilità di un ultimo ricorso direttamente a Umberto Bossi. Gli altri possono rivolgersi al secondo grado, obiettivamente con poche speranze. Attendo la notifica che spieghi le vere motivazioni per le quali non hanno accolto il ricorso. Il ricorso chiedeva semplicemente di sapere le motivazioni che hanno portato all'espulsione, in quanto realmente non c'è una motivazione per procedere con questa sanzione disciplinare, che è la peggiore che prevede appunto il regolamento della Lega. Intanto lunedì prossimo Flavio Tosi potrebbe essere nominato vice segretario federale di Maroni al posto di Federico Caner, il primo passo, si dice, di un percorso che porterà Tosi a prendere il posto di Maroni alla guida della futura Lega. A me l'hanno proposto un sacco di volte, l'avete ricordato in più occasioni anche voi. Io non avrei tempo per occuparmi di una carica così importante. Se si è deciso ne prendo atto, il segretario federale può scegliersi i vice segretari se li scelti. La base, specie a Venezia, sembra non essere d'accordo con questi provvedimenti, che la Goisis sottolinea sono stati presi senza la presenza di Bossi. Questi leghisti sarebbero, secondo l'ex parlamentare, troppo interessati alle poltrone. Sono coloro a cui interessano gli appalti, a cui interessano i posti di potere, i posti gli expo, eccetera. Per cui questa non è la Lega, questa è la cosa 2.0. Cosa augura a questi leghisti rimasti? Di ottenere ciò che si meritano. Cioè? Per ora lasciatemi dire così, perché arriverà il momento che dovranno rendere conto a qualcuno, e non parlo di Dio.